Bella io, bentornati su Real Napoli Football, ragazzi. Abbiamo iniziato maluccio questa divisione 4, la sconfitta 1-0 contro il Barcellona, sconfitta che era evitabilissima, ma niente da fare. Andiamo a cercare subito il prossimo avversario, subito l'avversario di questa puntata. E come sempre, se vi fa piacere, lasciate un like al video, iscrivetevi al canale, commentate per farmi sapere che ne pensate di quello che state per andare a vedere. Detto ciò, vediamo chi sarà il nostro avversario. Sistemano un pochino la luce che faceva cagare i morti. E avversario trovato subito, e sarà Napoli contro Napoli. Sfidiamo noi stessi sostanzialmente, ma sicuramente sicuramente sfideremo dei noi stessi un po' più forti a livello di organico. Infatti vedo subito un delict. Andiamo a vedere i nostri ragazzi come stanno. Tutti bene. In casa Napoli i nostri avversari giocano sempre un 4-2-1-3 molto interessante. Hanno anche loro Diego Maradona complessa, ragazzi. Vediamo un po'. Napoli contro Napoli. Un altro appuntamento calcistico di spessore che vi offriremo in esclusiva. Si dice che l'attesa di un evento sia fondamentale per poi goderselo al meglio. Si partono loro che battono con Pempè. Attenzione, recuperiamo subito palla con Kvaratskhelia che va dall'altro lato. La palla non arriva perché Van Dijk l'appoggia a Fren Maignan che rilancia lungo. Lobotka prova a mettersi in mezzo, non ci riesce. Anghissà recupera palla larga per Politano. Attenzione, dribbling di Politano, scende Politano, prova a rientrare Politano, appoggia Lobotka, dentro per Mario Rui, tacco per Kvaratskhelia che l'appoggia dentro per Zielinski, la parata, Osimhen passa per Politano, giocata assurda di Osimhen, poi Mario Rui, Kvaratskhelia si gira, Kvaratskhelia fino in fondo, Maignan che cazzo ha preso? Che cazzo ha preso? Fren Maignan. Zielinski cercherà subito Amir Rrahmani, Zielo verso Rrahmani, ma alla fine palla verso Politano, incredibilmente inutile. E poi Lobotka di Lorenzo dentro per Zielinski, tacco per Politano che penetra, cross in mezzo, Maignan la blocca, però fa ripartire i suoi con Zielinski a disturbare Lobotka, ad anticipare Mario Rui che recupera palla, mi sono distratto, buttato giù da Kimmich che prova a ripartire, Rrahmani dentro subito per Mario Rui di tacco, prova a far partire subito Zielo, niente da fare, provano a ripartire i nostri avversari, attenzione palla dentro verso Salah, prova a chiudere Rrahmani, calcio d'angolo. Calcio d'angolo, attenzione Kimmich, rilancio e calcio d'angolo, palla fuori di Anghissà e poi Lobotka la mette fuori ma recuperano palla loro, attenzione Kvaratskhelia prova ad andare in chiusura, Kimmich se lo aggira alla grande, palla dentro con Zielinski che appoggia per Osimhen che fa correre Kvaratskhelia che vede dentro Victor Osimhen che prende questa palla, si ferma Victor, fermato, poi da Van Dijk purtroppo. Maignan, rilancio lungo di Lorenzo, arriva ad anticipare tutti, palla verso Osimhen che fa correre Politano, gran giocata dentro per Politano dentro per Osi, dovevo probabilmente tirare in porta ma non so perché mi sono drogato. Attenzione palla dentro, recuperato da Anghissà di Lorenzo, palla per Politano prova a rientrare, Politano dentro verso Zielinski, para e poi Osimhen la passa a Maignan. Non ci credo ragazzi, Nathan colpisce di testa Zielinski, palla per Politano che si gira, Politano rientra, Politano perde palla perché Rodri fa un intervento incredibile, provano a ripartire loro, grandissima lettura di Lobotka che però non riesce a recuperare definitivamente palla, va Salah, Kvaratskhelia da una mala Lobo che però si dimentica ancora la palla, ma che cazzo sta combinando Lobotka? Anghissà, Mario Rui allarga per Kvaratskhelia vede dentro Zielinski, gran palla di Zielo, ancora errore nello stop da parte dei nostri, attenzione del Piero, Salah dentro Nathan, gran chiusura, Anghissà, Zielinski, Mario Rui, Kvaratskhelia e scendiamo
con Kvaratskhelia che può crossare di sinistro, la palla non è arrivato Osimhen, Rrahmani, colpire di testa, però recuperano palla loro, ancora Rrahmani a recuperare questa palla verso Anguissa, dentro per Politano, va dai tacco da Rrahmani ancora, mettono palla fuori loro verso Kvaratskhelia, partita velocissima, Zielinski con Anguissa in chiusura, niente da fare. Nathan recupera questa palla con Kvaratskhelia, prova ad andare subito dentro Kvara, ma recuperano palla i nostri avversari che ripartono. Mario Rui, gran break di Rui, dentro per Kvaratskhelia, prova ad andare subito dentro la Victor, errore qui, siamo troppo frettolosi. Il lancio lungo di Lorenzo, andiamo in chiusura con Zielinski e poi Anguissa che la dà lunga a Politano. Politano, dribbling di Politano, va dentro da Victor Osimhen che cerca Zielinski. Forse era meglio una palla addosso. Kvaratskhelia, chiusura di Di Lorenzo, grandissimo Giannino Di Lorenzo che la appoggia a Politano, prova ad andare subito dentro Osimhen che stava però accentrandosi. Lobotka sporca ma non recupera. Recuperano palla loro, Anguissa, Kvaratskhelia, ecco che viene servito sulla fascia. Di Lorenzo riesce a recuperare palla, Zielinski, chiusura di Rrahmani, poi Zielinski prova ad andare subito da Politano. Politano prova ad alzare questa palla verso Victor Osimhen che colpisce di destra da Kvaratskhelia che la dà a Maestro Mario Rui che di esterno l'appoggia piazzata all'angolino. Mario Rui, primo gol stagionale per il maestro, primo gol stagionale per il maestro, imbeccato da Krishna Kvaratskhelia. Attenzione Di Lorenzo, recupera subito la gran palla per Politano che fa correre Osimhen che si ferma Victor Osimhen, Maignan che cosa ha preso? Che cosa ha preso? Maignan. Zielinski andrà da Rrahmani, Zelo verso Rrahmani che proverà a spostarla, niente da fare, primo tempo quasi finito, Salah prova a far ripartire per l'ultima volta i nostri avversari che non riusciamo a chiudere, poi sì con Nathan. Finisce 1-0 il primo tempo, Mario Rui ragazzi ci ha portato avanti molto bene, vantaggio meritato tra l'altro, 7 tiri a 0 direi, che è anche poco. Si riparte, Osimhen, palla per Lobotka che appoggia Rrahmani, rischiamo un poco in uscita, Di Lorenzo, Politano si gira subito, Politano scende, Politano allarga dall'altro lato per Mario Rui, grande giocata, Rui se la allunga un po' però andiamo a perdere una palla sanguinosa, attenzione Neymar, Pempe, va in chiusura anche Rrahmani, grandissimo Zielinski, break di Zelo, scende Zielinski, attenzione Zelo ancora, Zelo fino in fondo, Zelo non si ferma, appoggia poi per Mario Rui, proprio il maestro che prova ad alzarla per Osimhen, la palla arriva ad Anguissa che l'appoggia di testa Zielinski, fermato Zielinski, attenzione, provano a ripartire loro, Di Lorenzo in chiusura su Kvaratskhelia, grandissimo, poi Di Lorenzo apre per Politano si ferma, Politano, dribbling di Politano, doppio dribbling di Politano, prova ad allargare, fermato da Teo Hernandez che gli sta dietro in modo immotivatamente assurdo. Anguissa, Rrahmani, chiude Rrahmani e allarga subito per Politano che si gira e dribbla l'avversario e la dà Osimhen. Mamma mia, sti stop larghissimi ragazzi. Attenzione Nathan, non riesce ad anticipare, recuperiamo palla però, Politano dentro per Kvaratskhelia, Zielinski, Kimmich, Lobotka prova ad alzare questa palla verso Kvaratskhelia, niente da fare, Maignan, un po' di confusione qui. Maignan, rilancio lungo con Lobotka che prende posizione alla grande su Pempe e Zelo per Kvaratskhelia che si gira e se ne va Kvara, scende Kvara, attenzione appoggia a Mario Rui che arriva, Rui dentro, la palla non arriva a Kvaratskhelia, attenzione siamo scoperti qui con Nathan che va a chiudere su Neymar, si fa aiutare da Anguissa ma soprattutto da Lobotka, Zielinski allarga per Kvaratskhelia, scende Kvara, rientra Kvaratskhelia dentro per Osimhen che cerca ancora Mario Rui che rischia la doppietta.
Mario Rui, incredibile, ha rischiato di fare doppietta al maestro. Allora, intanto abbiamo Lindstrom al posto di Zielinski, senza perdere sempre l'equilibrio. Metto Olivera, faccio riposare un po' Mario Rui. Giacomino Raspadori lo faccio entrare al posto di Politano stavolta e lo lascio, anzi no, faccio giocare Kvara di là, metto un po' il Ciolito e ci siamo. 3-4 e non so se fare anche la quinta sostituzione, probabilmente no. Caciuste del Donker, no, lascio tutto così. Diego lo lascio in panca e andiamo così verso fine partita. Chiamo anche il Ciolito. Tutte e due le squadre hanno optato per il cambio. Lancio lungo di Maignan, attenzione con Lobotka che prova a recuperare questa palla, ci riesce Lindstrom verso Raspadori, scende Raspadori, prova ad andare dentro il Giacomino, niente da fare, recupera palla Raspadori col Ciolito che si gira, il Ciolito dentro per Kvara che appoggia Lobotka che l'alza per Raspadori, Giacomino e Raspadori, 2-0. Giacomino Raspadori, grandissima giocata di Lobotka che adesso va a chiudere su Osimhen, palla per Lindstrom che la dà ancora a Raspadori, prova il dribbling Raspadori, attenzione Raspadori, l'alza per Lindstrom, appoggia per il Ciolito, dentro per Lindstrom che può andare fin dentro, palla fuori. Ci ha provato Lindstrom davvero per poco. Giacomino Lindstrom fa il 3-0. Stiamo dominando. Maignan, attenzione Lindstrom ancora addirittura a recuperare la palla col Ciolito che prova ad andare dal Raspadori, niente da fare. Nathan in chiusura qui, Bukayo Saka, attenzione palla dentro, Lobotka non riesce a chiudere sul Cancelo, cross in mezzo, Anghissà mette fuori e anche Lindstrom e Kvaratskhelia dall'altro lato verso Raspadori, gran palla di Kvaratskhelia, Raspadori la mette giù, Raspadori rientra Giacomino Raspadori si fa recuperare però da Cancelo, incredibile. Provano a ripartire i nostri avversari con Olivera che prende palla per Raspadori che alza questa palla verso Simeone, niente da fare, attenzione a Lindstrom in chiusura, attenzione Nathan Di Lorenzo, Rachmani, qui un po' di confusione, finisce la palla poi ad Osimhen, Nathan e poi Anghissà allarga ancora per Raspadori dribbling e prova ad andare da Lindstrom, in qualche modo la palla ci stava finendo, è stata una bella giocata di Aspa. Lobotka, palla per Anghissà, ancora per Raspadori dentro per Lindstrom che si gira, Lindstrom vede dentro il Ciolito Simeone, il Ciolito prova ad andare dall'altro lato per Kvaratskhelia, niente da fare, Anghissà appoggia per Raspadori, Simeone riesce a girarsi, niente da fare, provano a ripartire i nostri avversari, recupera palla Lobotka però che allarga per Raspadori dentro per Lindstrom, gran giocata che prova ad andare dal Ciolito che prende palla il Ciolito dall'altro lato, c'era Kvaratskhelia pronto, Maignan salva tutto e rilancia lungo con Olivera che va a saltare su Neymar, prova a dare una mano a Lobotka, non ci riesce, Raspadori recupera palla per Lindstrom ancora, dentro per il Ciolito Simeone che prova ad andarsene su Rudiger che fisicamente è un po' più forte, lancia ancora Maignan, arriva Lobotka a disturbare su Maradona e poi Lindstrom di testa col Ciolito che prova a far correre Raspadori che si ferma, la vede Anghissà dentro per il Ciolito, palla un po' corta purtroppo, Simeone non ci arriva, Lindstrom prova ad andare in chiusura, Nathan se ne va Diego, se ne Anghissà, Saka, attaccano loro, ancora Diego, Osimhen e Meret fa un macello, gol di Neymar allo scadere ragazzi. Comunque 2-1 per noi, partita sostanzialmente finita. Bene, così ci becchiamo la prima vittoria in Divisione 4. Bene, così ragazzi, partita, loro hanno fatto il primo tiro al 92esimo praticamente, quindi vittoria strameritata, bene così. Ci vediamo ai primi 3 punti e ci vediamo alla prossima puntata.